quello che è la situazione ad ora. Abbiamo ovviamente il numero di contagiati purtroppo è aumentato, siamo a 25 certificati. E tra i 25 ricordo che abbiamo il cluster di Vo, ovviamente che si definisce ancora di più, con 19 contagiati, dei quali due sono i primi due contagiati, dei quali uno è il deceduto, il signor Trevisan. E quindi 19 a Vo, abbiamo operatori di dolo, tre operatori di dolo contagiati, e una cardiologa, una delle pulizie e un infermiere. E poi abbiamo il contagiato di Mira, il primo di ieri di Mira nel veneziano, e l'altra novità sono purtroppo due signori anziani sugli 88 anni in terapia intensiva a Venezia città storica, quindi abbiamo anche a Venezia i primi due contagiati. State valutando provvedimenti di chiusura per il carnevale, le scuole? Stiamo lavorando da ieri al provvedimento, a tempo debito, quando l'abbiamo definito ce l'abbiamo già in bozza, vi diremo quali saranno gli elementi che vogliamo adottare, quali saranno tutte le procedure, e penso che vi potremo dare comunicazione nel giro penso di pochi minuti o di un'ora, nel senso che il provvedimento è già definito. E dall'altro voglio anche dirvi che gli 8 cinesi indagati, ovviamente dal punto di vista clinico, quella che doveva essere la pista per il paziente zero di Vo, ad oggi, ad ora, sono tutti negativi. Stiamo facendo le prove sierologiche, ma sono prove che ovviamente al momento non ci hanno ancora dato risposta. Se da un lato è una bella notizia perché comunque abbiamo 8 persone che non sono infettate, dall'altro dal punto di vista proprio epidemiologico siamo ancora più preoccupati perché se non troviamo il paziente zero vuol dire che il virus è più ubiquitario di quello che si possa pensare. Ecco, siamo collegati in questo momento con Omnibus in diretta.